Una delle mete preferite di questa Pasqua è stata la visita a San Biagio Platani, dove anche quest'anno si svolge la tradizionale festa degli archi di Pasqua, una città addobbata per l'occasione dove si rinnova un'antica tradizione, quella di abbellire la via principale del paese, Corso Umberto I, con addobbi fatti di pane. Nel paese di San Biagio le due confraternite, quella dei Madunnara e dei Signurara, si sfidano nel segno del culto verso la Madonna e il Cristo. Questa divisione del paese nelle due confraternite dà origine a una competizione vivace e appassionante che si conclude la notte di Sabato Santo, quando ciascuna confraternita allestisce la parte del corso che le compete. Da lì l'idea di addobbare a festa il paese con la creazione degli archi, cupole, fatte con i mezzi che la natura mette a disposizione, come le canne, il frumento, il salice, l'asparago, l'alloro, il rosmarino, i cereali, i datteri e il pane. Le sculture di pane vengono preparate con impegno prima della festa, poi dipinte e posate in opera, tanti mosaici raffiguranti immagini religiose riferite alla Santa Pasqua. La parte più importante è costituita dagli archi centrali, origine storica della manifestazione, sotto i quali la domenica di Pasqua avviene l'incontro tra Gesù risorto e la Madonna. Di anno in anno viene cambiata l'estetica del corso, mentre resta invariata la struttura architettonica costituita dall'entrata, dal viale e dall'arco. Quest'anno anche l'arrivo di una comitiva tedesca proveniente dal paese di Remiken, gemellato da 25 anni con la cittadina agrigentina. Ad accompagnare la delegazione tedesca anche la propria banda che si esibirà durante le manifestazioni in programma. Mentre nelle altre città la Pasqua è già andata in archivio, a San Biagio Platani la festa continua fino al 6 maggio. Fino a tale data, infatti, sarà possibile visitare gli archi di pane, che hanno come significato religioso quello di rappresentare il trionfo della fede in Cristo sulla morte. A San Biagio Platani è stato anche realizzato il Museo degli Archi di Pasqua, nato con lo scopo di preservare i pezzi di ogni edizione degli archi.